Ad Agrigento, a fronte della perdurante crisi idrica, l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Miccichè, ha avviato una serie di interventi strategici per incrementare l'approvvigionamento idrico della città e delle zone vicine. Per garantire la distribuzione efficiente delle risorse idriche, il Comune, al lavoro con la Protezione Civile regionale e con AICA, per programmare interventi di manutenzione straordinaria sui punti più critici della rete idrica, dove si riscontrano perdite significative dovute alle infrastrutture ormai vecchie. Nel frattempo sono stati avviati sondaggi esplorativi e analisi dettagliate dei costi necessari per attivare ulteriori nuovi pozzi. Gli esiti saranno presentati alla cabina di regia responsabile dell'approvazione del progetto della concessione dei relativi fondi provenienti dalla Protezione Civile regionale. L'amministrazione comunale di Agrigento ribadisce il massimo impegno a risolvere le criticità legate all'approvvigionamento idrico, approntando le risorse disponibili per garantire ai cittadini un servizio adeguato e sostenibile. Il sindaco Miccichè ha spiegato con delle affermazioni dicendo: abbiamo avviato una campagna di ricerche idriche sul territorio per individuare nuove fonti di approvvigionamento. Sono stati già intercettati numerosi pozzi che potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la nostra comunità. L'obiettivo del Comune è quello di intervenire dove AICA non riesce con le proprie imprese, direttamente con altre aziende selezionate tramite gare d'appalto. Utilizzeremo, conclude il sindaco, i finanziamenti della Regione e della Protezione Civile per eseguire i lavori, concentrandoci sulle aree non coperte dal progetto di rifacimento della nuova rete idrica che inizierà a breve.